Con la 17ª domenica del tempo ordinario, nell'anno liturgico B, interrompiamo la lettura continua del Vangelo secondo Marco. Seguendo l'Evangelista saremmo arrivati al momento in cui viene narrata la moltiplicazione dei pani. In questo frangente la liturgia ha pensato di inserire il capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni, che è totalmente dedicato al tema del pane. Anche il quarto evangelista racconta il segno con cui Gesù dà da mangiare a una immensa folla nel deserto partendo da pochi pani. E anziché farci leggere il testo secondo Marco, ci viene proposto il racconto secondo Giovanni, di modo che nelle prossime 4 domeniche verrà proposto a piccole dosi il grande discorso che l'Evangelista Giovanni mette in bocca a Gesù sul pane di vita. Dunque, a partire da questa domenica, per 5 domeniche di seguito, leggeremo il Vangelo secondo Giovanni al capitolo 6. Riprenderemo quindi il racconto secondo Marco esattamente dal punto in cui l'abbiamo lasciato. In questa domenica, dunque, dal capitolo 6 di San Giovanni ci è proposto il racconto del segno. Una nota particolare dell'Evangelista Giovanni sta nel collocare l'episodio nella prossimità della festa di Pasqua. Questo serve per dare una sfumatura teologica importante, è un anticipo di quello che capiterà nell'altra Pasqua, quella di morte e risurrezione, perché il gesto del pane è un anticipo della istituzione dell'Eucaristia. È un segno con cui Gesù nel deserto nutre il popolo e lo nutre con un pane prodigioso. Altra nota caratteristica di Giovanni rispetto al racconto presente in tutti e 3 i sinottici, anzi narrato 2 volte da Matteo e da Marco, è il fatto che i 5 pani sono di un bambino. Giovanni, secondo il suo solito, presenta anche un dialogo fra Gesù e i discepoli. Sottolinea come prima di fare il segno Gesù domandi ad uno dei discepoli, Filippo, da dove potremo comperare il pane per dare da mangiare a tutta questa gente? Da dove è una questione molto seria. Nel quarto Vangelo si pone la questione della origine di Gesù e attraverso i segni viene ripreso questo tema. Ad esempio, il capotavola a Cana non sa da dove viene il vino. La donna di Samaria domanda a Gesù: da dove hai quest'acqua? Durante il processo Pilato domanda all'imputato: di dove sei? Qui Gesù stesso fa la domanda: da dove possiamo comperare il pane? Comperare vuol dire porre la questione in ambito economico. Abbiamo la possibilità di comperare tanto pane così? In quale panetteria possiamo trovare il pane per 5.000 persone? Abbiamo i soldi sufficienti per un acquisto del genere? Filippo, oltre a notare che non si possono trovare tanti pani così tutti insieme, nota che servirebbero 200 denari. Il denaro è la paga giornaliera di un operaio.
200 denari sono 200 giorni lavorativi, parecchi mesi di stipendio. È una cifra notevole quella che ci vuole. La risposta è: non possiamo, non c'è possibilità. Gesù metteva alla prova il discepolo, egli sapeva che cosa stava per fare. Secondo il suo procedimento abituale, Giovanni fa notare questa intenzione profonda del maestro che conosce la situazione e supera il problema economico, non risolve con l'acquisto del pane, ma con un gesto di solidarietà. L'altro discepolo, Andrea, propone una soluzione alternativa. C'è qui un ragazzino che ha 5 pani d'orzo, pani dei poveri. Che cosa sono per tanta gente? Chissà come è stato contattato quel ragazzino. Non penso che gliel'abbiano presi a forza. Probabilmente ha accettato lui di condividerli. Partendo dai 5 pani di un ragazzino, molto più previdente di tanti adulti che si erano mossi senza portarsi niente da mangiare, si può sfamare una folla del genere? All'inizio di tutto però c'è un atto di generosità, c'è un piccolo che mette a disposizione il suo poco, grazie al quale Gesù può dar da mangiare a tutti. Noi abbiamo chiamato questo episodio la moltiplicazione dei pani, ma ho l'impressione che abbiamo sbagliato operazione matematica. Di fatto è una divisione che viene fatta, perché il ragazzo condivide i suoi panini e Gesù spezza il pane e lo distribuisce. Se si divide il pane, ce n'è per tutti. Questo è il segno che compie Gesù, dando la possibilità di nutrire l'umanità partendo da quel poco che i discepoli possono fare. La gente fraintende il segno e vorrebbe farlo re. È l'ideale, un re che dà da mangiare gratis, ma non era quello che intendeva fare Gesù, per cui abbandona il campo e si ritira tutto solo sul monte. La prima lettura ci propone un gesto miracoloso analogo. Dal secondo libro dei Re viene proposto un episodio in cui il profeta Eliseo non accetta per sé il regalo di 20 pani d'orzo, ma propone di darlo a tutti. Un devoto gli aveva fatto un omaggio. Il profeta dice: non darlo solo a me, dallo a tutti. E quei 20 panini bastarono per una grande folla, 100 persone. 20 panini bastano per 100. Era già un gesto importante, ma nel caso di Gesù la sproporzione è immensa. È un modo per farci comprendere quello che dice la gente. Questi è veramente il profeta che deve venire nel mondo. Il profeta antico aveva fatto un segno del genere. Questo è un profeta decisamente più grande e importante. Il Salmo ci aiuta a comprendere il senso teologico. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Non è questione semplicemente di dare del cibo materiale, di dar da mangiare a chi ha fame. Gesù compie il segno per dire che è in grado di saziare il desiderio di ogni vivente. La seconda lettura è indipendente. In queste domeniche stiamo seguendo la lettera agli Efesini. Ci è proposto un brano del capitolo 4 incentrato sul tema dell'unità. In sostanza l'Apostolo dice: siete stati unificati in un solo corpo, in un solo spirito, perché avete ricevuto un solo battesimo, una sola fede. Siete una cosa sola. Quindi fate in modo di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Siate quello che siete. Siete stati resi
una cosa sola, mantenete questa unità. Dal poco che potete fare voi, condividendo, mangia il mondo e il Signore sazia la fame di ogni vivente.